Buonasera a tutti, visto TV, e tenola de oggi di Edu de Lampata, la missa e 20 Kimbe. Intanto per ti scusa per ieri che non è stato possibile di andare in onda per diversi motivi tecnico e poi chi mi impegna subito dopo e non vai a maniera di accontare su difficoltà tecnica e quindi cominciamo da oggi, è il mese della lampada e speriamo di cominciare bene, in allegria, in salute, per tutto quanto. E diamo questa bella via che si presenta a toi, ecco, si presenta da noi, in questo bello chelo biaitino, in qualche striatura bianca de Noguedas. E Saida è sempre bella, è sempre che a suo solito ispantosa. Ecco qua, e viene da una parte del suo sarto, bello verde, cioè cominciano a imbrunire, però l'altro vizi viene da che si scampia sul dosso che veste subito dopo il video dell'ovola, è un'altra cosa, insomma, cioè si scambia ha un bello panorama che non ha nulla it invidiare, insomma, rispetto a altri panorama da chi non si spampa. Bene, oggi è lunedì, te dieno sacchete, beh, nella custora non va per una nuga e poi però qualche nuga di aver visto addirittura ha salvato non mostra poi una scarichi guttiu de abba. 30 gradi, la temperatura massima, 20 gradi, temperatura minima, quindi di ed è calore. Casa, cocculato tutto da die, ma noi, cioè non su tutto, in parte cocculato, 29 gradi, temperatura massima, 6 gradi, temperatura minima. Cominciamo a dire che è una bella nova, che ha mandato già da ieri, si laurea a Nova, si è laureata Stefania Ruglio, laurea in pianoforte valzer, in su conservatorio del Casteggio, cioè mentre laurea de buona professor e mentre l'avanzamento a Stefania, a lei Stefania, abbiamo già ascoltato, tanta via sono anni, metta brava e ne siamo scontenti, mannino, so. Poi la nuova sportiva, lo Spizzoccolo che hanno giocato, Vitesse puri e forti, hanno perduto, va bene, però nonostante si concluda con una sconfitta, la finalissima della Coppa Giovanissimi, disputata nello stadio del Tuttavista Caltellì, tanti spunti positivi si devono riconoscere alla squadra guidata da Nico Gorgi e Pietro Calvisi, che ha disputato un ottimo cammino sia nella Coppa che nel campionato. Bravi Ale, Ale, bravos, ne siamo contenti. Non abbiamo la tranova di questo tipo da dare, è un problema che sono stato dimenticato si è risolto e quindi andiamo a sul giornale. Sul giornale. Sul giornale vamos una scalinata con i colori della Palestina, Custestino Orgosolo condanna il genocidio a Gaza, colorando le scalinate di Piazza Gramsci con la bandiera palestinese. Ad accompagnare l'opera, realizzata da un gruppo di donne cappeggiata dall'artista Lina Sanna, la scritta Palestina Libera, fra centinaia di commenti della rete in cui sono diventate subito popolari le immagini dell'installazione. Si tratta di un'iniziativa che avevamo in mente da tempo, racconta Lina Sanna. L'abbiamo realizzata per sensibilizzare l'opinione pubblica su ciò che sta accadendo a Gaza. Su Facebook non sono mancati i versi in limba del poeta Kiki Sumereu, orgoglio da non resistata, da non resistata, solidale a l'umana gente che mai è stato indifferente con chi è sena colpa bombardata. Ecco una che bella poesia, facile, viene a comprendere. Gradinate il Costestino Lune con opere di Angelo Maggi, progetto del comune rende omaggio al pittore.
le grandinate dei Sensi è il progetto del comune di Orone che arricchisce il centro storico. L'itinerario su 5 gradinate raffigura la connessione tra le essenze botaniche del territorio e i cromatismi delle opere di Angelo Maggi, scomparso a marzo 2024, con la riproduzione di alcune opere a cura di Martina Maggi, figlia dell'artista. L'amministrazione rende omaggio al pittore che le aveva esposte nel dicembre del 2022 nella casa Murgia in occasione di Parzas in Ainas. Prazzas, invece le Parzas in Ainas, che poi è in Fainas, vabbè. Purtroppo l'invasor del Fatagai non sono linguista e quindi todos los linguistas nemos limbas. Si tratta di un percorso dei sensi fra natura incontaminata, storia e cultura del paese. E hacemos raccontos. Commente limba, intendo. Tumori, cure efficaci ma care, fino a 150.000 euro a paziente. Il costo medio per un malato sottoposto alla immunoterapia è altissimo. L'allarme dell'assessore Bartolazzi: la regione è in grossa difficoltà. Curare un paziente oncologico oggi non significa solo somministrare un farmaco, significa accompagnarlo lungo un percorso complesso fatto di terapie, controlli, assistenza continua e, nei casi migliori, anni di vita guadagnati. Ma tutto questo ha un prezzo alto. La regione e in particolare l'assessore alla sanità Arnaldo Bartolazzi lo sanno bene e nei giorni scorsi l'allarme lanciato durante un convegno sui costi dell'oncologia ha toccato il nervo scoperto. Nel lungo periodo i budget regionali potrebbero non bastare per coprire una spesa destinata a diventare insostenibile. Il risultato è che non tutti i pazienti, quindi a supporto di 80 anni era nato Bartolazzi, potrebbero avere accesso alle terapie sperimentali, cioè a quelle più all'avanguardia, ma anche le più onerose. Andiamo da innanzi. Curare un tumore costa fino a 150.000 euro, addirittura in prima pagina in Salnova, Sardegna. Allora, centrodestra, i partiti già al lavoro sull'ipotesi elezioni. Centrodestra riunito, ma il PISDAS si smarca, superare i 2 poli. Solinas sconvoca la segreteria sardista alla stessa ora del vertice di Fratelli d'Italia e alleati, tanto può che scomprendere chi nulla ritenete di avere in comune, ma credo che sia una strategia. Al vertice del centrodestra, in programma oggi ad Oristano, non ci sarà il PISDAS. La segretaria nazionale del partito ha fatto sapere che si riunirà alla stessa ora, alle 17:30, per esaminare la crisi istituzionale della regione determinata dal caso decadenza e aggravata dopo la sentenza del Tribunale Civile di Cagliari che ha rigettato il ricorso della governatrice Alessandra Torre. L'ordine del giorno è lo stesso di quello che discuteranno al tavolo nella sede del Fratelli d'Italia, ma gli obiettivi sono diversi. Certo, anche per il segretario Cristian Solinas occorre costruire un'alternativa di governo affidabile e rassicurante per tutti. Gioco il decreteado. Andiamo da innanzi, ingegneri, sviluppatori e addestratori, ma la macchina non sostituirà l'uomo. Però l'articolo tocca di luppicare dai NOC, ecco qua, caccia 68.000 lavoratori, ma mancano esperti di intelligenza artificiale. In Sardegna è record di potenziali assunzioni. I professionisti del digitale sono però introvabili.
o prefere ne desincarnare altri due. Il rischio è enorme, rimanere all'età della pietra, mentre il resto del mondo cavalca la rivoluzione digitale. La Sardegna si conferma infatti tra le regioni meno equipaggiate alla gestione delle mille potenzialità e potenziali opportunità dell'intelligenza artificiale, col pericolo che possa presto essere schiacciata passivamente, perdendo quindi posti di lavoro, competitività produttiva, sviluppo, crescita e ricchezza per la collettività. Insomma, un disastro epocale per le generazioni future che in molti fingono di non vedere, forse abbagliati dai numeri incoraggianti l'occupazione regionale e quelli record sulla ricerca di nuovo personale da parte delle imprese. Oltre 68.000 contratti disponibili fino a luglio, molti dei quali però precari. E quindi l'allarme però è che mancano i professionisti dell'intelligenza artificiale. E va bene, andiamo al altro articolo che riguarda appunto questo settore, ingegneri, sviluppatori e addestratori, ma la macchina non sostituirà l'uomo, cioè metta timene questa storia dell'intelligenza artificiale, ma te badde timere, è una sviluppo di tecnologia che ha permesso il genere umano, insomma, poi la rifiutare, il sviluppo è sempre positivo e mai negativo. Il professor Biggio narra, spero che la Regione chieda una mano alle università, che la Regione chieda, vabbè. La Regione dia una mano alle università. Battista Biggio raccoglie con neutralità l'allarme di AIS Italia sull'assenza di veri esperti in intelligenza artificiale. Cercare personale è la missione della società, premette il professore ordinario di sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università di Cagliari. Ma se il compito di tracciare il profilo del perfetto professionista è accettato, Biggio non rinuncia ad una postilla. L'IA, cioè l'intelligenza artificiale, è una rivoluzione perfettibile, ma non della sostituzione dell'uomo con la macchina. Il professore cosa deve avere un vero esperto di IA? Io userei le categorie classiche, studi, fatti ed esperienze lavorative, cioè possono essere scappate. Quali sono gli studi richiesti? A Cagliari si occupano dell'intelligenza artificiale il Dipartimento di Ingegneria Elettrica ed Elettronica e quello di Matematica ed Informatica. E quindi basta andare a studiare a questa branca universitaria. Andiamo innanzi, abbiamo l'aeroplano, Ryanair e Wizz Air più convenienti, i prezzi dei voli sono i più bassi. Nel 2024 un biglietto di aereo verso l'Europa è oscillato da 52 a quasi 200 euro. Cioè, questo è vero, insomma, Ryanair è stato vero, io dico quasi sempre Ryanair, caro datelo, dei voli sono assolutamente metta plus caro. Andiamo alla politica internazionale, Rafah, fuoco sulla folla in attesa delle provviste, però inoltre non si comprende chi è a sparato. 31 morti e 170 feriti in un sito di distribuzione di aiuti sostenuto dagli USA. Non si comprende però chi ha sparato. Segnalazioni di una nuova strage di civili in cerca di cibo a Gaza piombano all'attenzione internazionale nel caos dell'enclave palestinese sommersa dai bombardamenti. Almeno 31 persone, secondo la protezione civile locale gestita da Hamas, sarebbero rimaste uccise dal fuoco israeliano nei pressi di un sito di distribuzione di aiuti sostenuto dagli Stati Uniti. Lo stesso organismo ha bollato le notizie
di vittime come non vere, così come l'IDF che ha parlato di colpi d'avvertimento, ma i racconti dei testimoni ai media internazionali e i rapporti dagli ospedali hanno restituito un quadro drammatico dopo l'ennesima giornata di guerra nella striscia. Ma pare che comunque esista stato un filmato da un drone in un a sparare a Soschini aspettando insomma Rumanico, pare che viene stato homines mascherato. E intanto andiamo in Russia. Il conflitto, Kiev, distrutti 41 bombardieri negoziati ad Istanbul, pioggia di droni ucraini in Siberia. Lucky Maese sconnoto, Putin puro. Deve collire una batosta, è una tempesta di fuoco quella che accompagna le delegazioni di Mosca e Kiev in rotta verso Istanbul, dove è previsto un nuovo round di colloqui per arrivare alla pace dopo 3 anni di conflitto. Missili, droni, atti di sabotaggio e un complesso e micidiale attacco degli 007 ucraini contro alcuni aeroporti militari russi hanno segnato le ultime ore di battaglia che sembra infuocarsi e continua a miete di vittime. Nell'operazione contro gli scali russi, a migliaia di chilometri dalla fronte, sono stati distrutti 41 bombardieri, rivendica l'intelligenza ucraina, quantificando i danni in oltre 2 miliardi di dollari. Mosca ha dovuto ammettere che alcuni aerei sono stati colpiti da uno sciame di droni, in particolare negli aeroporti delle regioni di Irkutsk, nella Siberia centrale e a oltre 8.000 km dalla capitale russa, e poi a Murmansk, nel remoto nord-ovest russo, a 2 passi dal confine finlandese. Ulteriori attacchi terroristici, come li ha bollati il ministro della difesa, attacchi terroristici, sono in guerra, però sono in guerra, ma Kudus invece era un terrorista. Sono stati respinti negli scali militari di altre 3 regioni. Mosca deve poi fare i conti con 2 sabotaggi. Un ponte stradale è esploso nella regione di Bryansk, collassando su una ferrovia e causando il deragliamento di un treno. Almeno sottomorti, oltre 70 feriti. Un altro convoglio, un treno merci senza passeggeri, è deragliato nel Kursk mentre passava su di un ponte ferroviario saltato in aria. Aia, l'armata rosa mi pare che non sia funzionando più. Va bene, andiamo da innanzi, ecco qua, follia in Francia, questa sì che è una follia, molti feriti, 2 vittime, 559 arresti nei festeggiamenti per la vittoria del Paris Saint-Germain contro l'Inter. La celebrazione si è trasformata in un incubo, nonostante migliaia di gendarmi schierati. Questa sì che è proprio pazzia. Raid di droni ucraini fino in Siberia, colpiti 40 bombardieri russi. Operazioni senza precedenti. Mosca attacca campo di addestramento. Si schiantano su un'auto, vabbè cos'è? Famiglia, il Papa, Itenarata sul tema del matrimonio, il giubileo delle famiglie, dei bambini, dei nonni e degli anziani, il saluto al Giro d'Italia e in mezzo un nuovo pranzo dagli agostiniani. Intensa la prima domenica di giugno di Paolo Giovanni XIV. Ieri mattina il pontefice ha celebrato, eccetera, eccetera. Nella sua omelia ha denunciato che l'umanità viene tradita quando si invoca la libertà non per donare la vita, bensì per toglierla, non per soccorrere, ma per offendere. Un monito in cui Prevost ha aggiunto: il matrimonio non è un ideale, ma il canone del vero amore tra uomo e la donna, amore totale, fedele, fecondo. Poi, prima di recitare Regina Coeli,
ha rivolto il suo pensiero alle famiglie vittime della guerra, specialmente a quelle che soffrono causa della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in altre parti del mondo, aprendo la visita dagli agostiniani per festeggiare i 70 anni del priore generale padre Alejandro Moral Antonio. Vabbè. Este cominciando a sicrarire la differenza da chi Papa Bergoglio in Peus, naturalmente. Andiamo da innanzi e tancamos la novela de hoy, quizás solita, musichetta e di salute. Prova? Ya si intende. No, audio pare che si intenda. Bien. Prova, prova. E no che marca, perdón. A mentre vedere, buona tutto dai Bizzi TV. State bene.